Amici di Sportisili, bentrovati a Pillole di Sessa, puntata numero 5 dei nostri appuntamenti settimanali per il calciomercato di Palermo, Messina e Catania. Qui per voi Aldo Sessa che vi terrà compagnia nei prossimi minuti per spulciare quelle che sono un pochino le notizie delle tre squadre siciliane. Tante notizie come sempre, abbiamo subito quello che è stato poi la giornata di Brunori, ma non solo, ma soprattutto Pigliacelli che è arrivato in sede per firmare i contratti, quindi ormai è praticamente un nuovo giocatore del Palermo, si attendono ormai a minuti anche il comunicato ufficiale. Non solo questo, naturalmente tanti nomi in entrata, ma tanti nomi anche in uscita per il mercato rosanero. Questo perché naturalmente adesso il Palermo ha raggiunto quasi quella che è la saturazione della lista over e questo significa necessariamente anche dei sacrifici per quanto riguarda gli uomini che sono già presenti in rosa. Quindi affronteremo anche questa tematica. Naturalmente, come sempre, non solo Palermo, Messina è partito in ritiro per quanto riguarda i giallorossi, ritiro a Cascia che è partito ieri con tante sorprese e tanti giovani interessanti. C'è chi dice che si trovi a Messina anche il nuovo Bobo Vieri, ma questo lo andremo a vedere più avanti. E poi dalla sponda etnea della Sicilia si attende la giornata di domani per conoscere quelle che saranno gli uomini che andranno a formare diciamo, l'organigramma societario e finalmente partire con il calciomercato, tanti nomi anche in quel caso in ballo, uno su tutti il nome dell'ex capitano del Catania, Rosaia, e anche di quello di alcune storiche bandiere. Prima di cominciare, naturalmente, vi invito a seguire il nostro sito www.sportisili.it e soprattutto lasciare un mi piace sulla nostra pagina Facebook e su tutti i nostri canali social, da YouTube, in cui va la nostra diretta insieme a Facebook, così come anche Instagram e Twitter. E mi raccomando, seguite anche quelli che saranno i nostri contenuti, tra l'altro sia su YouTube che su Facebook, naturalmente trovate anche tutte le altre puntate di Pillole di Sessa. Cominciamo subito dai primi argomenti dal Palermo che, come dicevamo, oggi ha presentato naturalmente il grande acquisto diciamo della stagione, che è Matteo Brunori, ma era ormai un annuncio, diciamo, già fatto con l'arrivo di Brunori, che era ormai annunciato da alcuni giorni, ma è soprattutto il momento e l'arrivo di Mirko Pigliacelli ad avere caratterizzato anche questa giornata di calcio mercato. Mirko Pigliacelli è arrivato stamattina in sede. Pigliacelli ha firmato o sta per firmare, comunque aspettiamo ormai quello che sono il comunicato ufficiale, vedete anche le immagini di stamattina, un contratto triennale con opzione per un quarto anno, quindi un contratto che potenzialmente legherebbe Pigliacelli fino al 2026. Il portiere ha grande esperienza sia in Serie B che nel calcio internazionale, un portiere che si giocherà sicuramente il posto con Massolo e che magari potrebbe già essere impiegato nella prossima amichevole che si disputerà giorno 24 contro il Pisa in quel di Bergamo. Bergamo che doveva essere anche diciamo punto di partenza per il Palermo per una possibile trasferta a Manchester, trasferta che sembrerebbe essere sfumata in questi giorni a causa di problemi logistici. Ma anche questo potrebbe essere, diciamo, un discorso ripreso nelle prossime settimane o perché non nei prossimi mesi, con il Palermo che potrebbe fare visita alla casa madre di Manchester. Ma le amichevoli hanno messo in risalto già alcuni elementi del Palermo. C'è stata la prima amichevole rosanero contro l'oratorio di San Ciro e Giorgio a Marineo, dove sono emersi sicuramente il lavoro delle prime linee, ma anche quelle delle cosiddette seconde linee, e tanti di questi uomini adesso potrebbero finire sul mercato.
Questo perché naturalmente, c'è un concetto di rose con vari, riferimenti legislativi per quanto riguarda e vari criteri per quanto riguarda gli over 23 e gli under 23. Per gli over naturalmente c'è una, rigida numerazione, saranno al massimo 18 quelli che ogni squadra può ottenere al netto di eventuali bandiere, che sono nel numero di 2 possibili in ogni rosa, e invece non ci sono limitazioni per quanto riguarda gli under. E proprio per questo alcuni di questi elementi che caratterizzano la rosa del Palermo potrebbero fare spazio a quelli che potrebbero essere i nuovi acquisti. Nell'elenco c'è sicuramente Luperini, non tanto perché il Palermo vorrebbe liberarsi di un giocatore che invece è stato molto importante nella seconda parte della stagione del Palermo, che ha caratterizzato poi insomma la promozione in Serie B, quanto tanto per il fatto che in questo momento Luperini ha un contratto in scadenza 2023 e soprattutto ha tanto mercato in Serie B. Una su tutti sicuramente è il Perugia, addirittura alcuni quotidiani umbri ancora oggi danno per concretizzato un accordo tra il giocatore e la squadra biancorossa. Questo però attualmente diciamo non si è concretizzato in effetti. Ci sono stati sicuramente dei sondaggi sul giocatore. Sembrerebbe comunque che il Palermo, pur in attesa di discutere col giocatore il contratto, non si voglia liberare di Luperini. Questo naturalmente sappiamo come il mercato può evolvere da un giorno all'altro, ma è sicuramente una situazione da attenzionare. Il Palermo potrebbe anche decidere di sacrificare un elemento importante come Luperini in caso di colpi sulla tre quarti. Altri nomi in uscita sono sicuramente quelli di Doda, Peretti e Marong, tre giovani che hanno avuto alcune difficoltà a inserirsi negli schemi di Silvio Baldini nella seconda parte. Addirittura Peretti è andato in prestito a Grosseto negli ultimi 6 mesi dello scorso campionato, pur essendo stati utilizzati nell'ultima amichevole, che poi è stata la prima, il primo impegno stagionale del Palermo. Diciamo che questi giocatori, pur non rientrando nemmeno nei 18 over, potrebbero trovare spazio altrove, magari in prestito in categorie inferiori. Stessa sorte potrebbe capitare invece a un over come Michele Somma. Michele Somma era arrivato qui a Palermo su spinta dell'allenatore nella stagione 2021 del Palermo, ovvero Boscaglia, che adesso allena il Foggia. Foggia che avrebbe fatto una richiesta per il giocatore. Michele Somma potrebbe effettivamente raggiungere di nuovo Boscaglia, che come dicevamo lo ha voluto strenuamente nella sua esperienza a Palermo perché doveva guidare la difesa dei rosanero, cosa che poi nei fatti non è stato, anche perché si sono imposti altri giocatori. E soprattutto il Palermo vorrebbe liberarsi di un ingaggio piuttosto pesante che avrebbe ancora diciamo, in essere fino alla fine del 2023. Un ingaggio pesante che però la chiave sicuramente dell'affare, diciamo, in questo momento si discute come ripartire questo contratto, quindi sicuramente ci potrebbero essere delle evoluzioni nei prossimi giorni, ma tutto sta probabilmente nell'accordo che raggiungeranno le due squadre sulla suddivisione del contratto di somma. Staremo a vedere sicuramente questa soluzione. In ultimo ci sono i casi di giocatori come Crivello, Fella, Silipo e Felici, 4 nomi che per motivi diversi sono molto legati a Palermo. Chi ha cominciato di fatto in Serie D con il rosanero la loro carriera nel calcio dei grandi, chi invece ha scelto Palermo come punto di ritorno a casa, come è successo con Crivello. Altri come Pelle invece erano stati presi come giocatori essenziali nel progetto dello scorso anno per rinforzare il rosanero. Ebbene, questi 4 giocatori sono sicuramente quelli che sono ancora in dubbio nella loro permanenza. Ci sarebbe una volontà anche di Baldini di poter confermare alcuni di questi elementi.
ma anche in questo caso, sono sotto valutazione del mister e del direttore sportivo Renzo Castagnini, soprattutto Fella e Crivello che, come dicevamo prima, rientrerebbero nella rosa degli over 18. Questi giocatori potrebbero di nuovo scendere di categoria, ma ci teniamo a sottolineare come nell'ultima amichevole, per esempio, sia Fella che i giovani, ormai non giovanissimi, ma comunque molto giovani, Silipo e Felici, hanno dato spettacolo nell'amichevole. Certamente un allenamento e non più di tanto, però sono sicuramente apparsi molto molto in forma. Andiamo a leggere un attimino quelli che sono i primi commenti che arrivano sulla nostra diretta Facebook. Vincenzo Baroni ci chiede quanto c'è di vero nell'interesse di Marco Sala del Palermo, e poi Roberto Messina ci chiede: fanno acquisti, Forza Palermo sempre, sono tifoso del Palermo e scrivo da Agrigento. Intanto salutiamo Roberto Messina che ci segue appunto da Agrigento. Sì, faranno acquisti e ci sono già degli acquisti che stanno per arrivare in queste ore, ma ne parleremo. Per quanto riguarda invece il nome di Marco Sala, è un nome che è emerso nelle ultime ore, un terzino sinistro, scuola Inter, di proprietà del Sassuolo, era arrivato al Sassuolo nell'affare Sensi, conclusosi qualche anno fa, poi ha fatto una serie di prestiti negli ultimi anni, l'ultima stagione a Crotone. Potrebbe essere un nome per quanto riguarda eventualmente la fascia sinistra, proprio eventualmente nel caso di un'uscita, come dicevamo prima, di Roberto Crivello. Per Roberto Crivello, per concludere il discorso che stavamo facendo prima, il contratto anche in questo caso è un contratto importante, ma soprattutto un contratto che dura fino al 2024. Questo sarebbe sotto la valutazione naturalmente della società, che starebbe pensando, come vediamo anche da alcuni nomi e da altri di cui parleremo successivamente, che il Palermo voglia operare su quel settore, indipendentemente comunque dal fatto che Crivello rimanga nella rosa dei 18 o meno. Evidentemente con la presenza di Giron e di un altro giocatore su quella fascia, le possibilità per Crivello comunque di concorrenza aumenterebbero sicuramente notevolmente. Per quanto riguarda altri nomi invece in entrata, ci sono importanti evoluzioni dal punto di vista e sul fronte del Palermo con l'Atalanta. Un fronte apertosi qualche giorno fa per Salvatore Elia. Salvatore Elia, ne abbiamo parlato già abbondantemente, è un esterno a tutta fascia, potremmo dire così, è abile soprattutto nel gioco nel settore avanzato. Elia sembra veramente a un passo dai rosanero. Sembrerebbe ormai anche definita la formula: prestito con diritto di riscatto in favore del rosanero e contro il riscatto in favore dell'Atalanta, che quindi naturalmente poi dovrebbe rispondere eventualmente a un acquisto da parte del rosanero. Ma ci sono importanti novità per quanto riguarda il fronte Cortinovis. Qualche giorno fa era sembrato allontanarsi da Palermo l'idea che questo giocatore potesse arrivare, un trequartista molto giovane che l'anno scorso a Reggio Calabria con la Regina ha fatto veramente molto bene, ha impressionato tanti addetti ai lavori, e proprio per questo si pensava che potesse fare il salto di qualità grazie a un interessamento dell'Hellas Verona proprio degli ultimi giorni. Ma secondo un'indiscrezione che noi abbiamo raccolto proprio nelle ultime ore, ci sarebbe un ritorno di fiamma e una riapertura per quanto riguarda il fronte Palermo da parte per questo giocatore, e addirittura in questo momento i rosaneri sarebbero in vantaggio sia sulla possibilità di una promozione in Serie A per questo ragazzo con l'Hellas Verona, che anche sulla concorrenza di un'altra squadra di Serie B di cui non si conosce il nome, ma che è comunque sul giocatore. Questo per dire comunque che il giocatore non esce dai radar del Palermo, e una volta definita probabilmente l'operazione Elia, si potrebbe tornare a parlare con l'Atalanta di questo profilo veramente molto interessante. Altri nomi che sono usciti
appunto nelle ultime ore e che in questo momento rimangono un poco sullo sfondo sono sicuramente quello di Diego Stramaccioni, scuola Juventus Under 23, che anche lui è un under ed è un difensore centrale con la possibilità di spostarsi anche sull'auto di sinistra come terzino sinistro, e che diciamo si sarebbero aperti questi canali proprio grazie alla trattativa che ha riportato a Palermo Matteo Brunori, ma anche la trattativa invece per quanto riguarda Ionut Nedelsearu. Questi sono certamente due profili che rimangono sullo sfondo perché sono di interesse del Palermo. Leggiamo tra l'altro una breaking news che è arrivata proprio in questi minuti, è quello di Providence, è un esterno francese attualmente alla Roma, ma a scuola Paris Saint-Germain, è stato acquistato dalla Roma proprio nell'estate del 2021, quindi passato un anno nella primavera della Roma, è anche in questo caso un terzino sinistro, quindi vediamo come, dicevamo anche prima, tanti nomi si stanno concentrando proprio su quel settore che era stato individuato come possibile area di intervento per il rosanero. Andiamo a leggere quelli che sono ancora qualche altro commento dalla nostra diretta Facebook, ma vi ricordo, come dicevo prima, anche la nostra diretta su YouTube per poterci seguire veramente su ogni piattaforma. Ci chiedono appunto di Cortinobis, abbiamo già risposto che è un possibile colpo di entrata, ma sicuramente nei prossimi giorni saranno decisivi per capire come potrebbe evolvere questa situazione. E poi Giuseppe Cadia Monteleone ci dice: grande acquisteria, è fortissimo, anche suo padre Firmino non era da meno, me lo ricordo benissimo, lui aveva un ruolo diverso e giocò in prevalenza in Serie C. Ricordiamo Firmino Elia, che tra l'altro è intervenuto attraverso alcune testate giornalistiche in qualche maniera affermando quale rapporto ci sia ancora tra lui e la piazza di Palermo, è molto ricordato soprattutto dai tifosi un po' più grandi che hanno vissuto gli anni 90 del Palermo in Serie C e che ricordano bene la sua presenza nell'ultima promozione prima di quella fresca, diciamo, degli ultimi mesi, con la presenza appunto di Firmino Elia, che fu uno dei protagonisti di quella vittoria al cardiopalma negli ultimi istanti, negli ultimi minuti di quella stagione. E ci chiedono anche dal punto di vista delle cessioni, abbiamo già risposto precedentemente, sicuramente il Palermo lavorerà nei prossimi giorni, azzardiamo forse più sulle uscite che sulle entrate, perché necessariamente questo servirà ai rosanero per portare avanti quelle che saranno le proprie trattative. Parliamo adesso di calcio messinese, andiamo appunto in casa giallorossa. Messina parte il proprio ritiro, parte il ritiro dei giallorossi in quel di Cascia. Messina che dà un po' il via a quella che è la stagione 2021-2022 e già sono apparse, sono uscite le prime parole di quelle che diciamo dovrebbero dare l'indirizzo per la prossima stagione, con il direttore generale Manfredi che parla di budget adeguato e di obiettivo, come obiettivo quello di alzare l'asticella dell'ultima stagione. Ricordiamo che il Messina ha certamente raggiunto una salvezza che in certi momenti è sembrata insperata nella scorsa stagione, ma certamente quest'anno vorrebbe fare una stagione un po' più tranquilla. Andiamo a leggere direttamente da sportisili.it quelle che sono le parole del direttore generale Manfredi: rispetteremo un budget adeguato alla categoria, zero spese folli e grande attenzione alla valorizzazione dei tanti giovani di qualità che abbiamo in casa e di quelli che prenderemo. Grande attestato di stima inoltre per quanto riguarda il nuovo allenatore Gaetano Auteri, e per quanto riguarda appunto gli obiettivi della prossima stagione, naturalmente il direttore generale dice: stiamo impostando una linea strategica fondata sulla chiarezza, l'aria ora è buona, si può sviluppare un processo in cui la città in tutte le sue componenti può diventare protagonista del prossimo campionato, sentendosi parte di una simbiosi squadra-territorio.
Un Messina che, come sostiene, come potete vedere anche dall'articolo, finalmente diciamo riparte da una linea anche giovane, quindi fiducia ai tanti giovani che già sono presenti sia nella rosa del Messina, ma anche da altri settori giovanili d'Italia. Tra i nomi che si sono aggregati al Messina, poi andremo a leggere quelli che sono i convocati per il ritiro, c'è sicuramente un nome interessante che molti addetti ai lavori avevano segnato sui propri taccuini e che addirittura è stato paragonato a un grande centravanti del passato della nazionale, della Lazio, dell'Inter e di tante altre squadre, parlando appunto di Bobo Vieri. E il nome di questo giovane è Michele Riosa, classe 2003, proveniente proprio dalle giovanili della Lazio, è in prova a Messina proprio nel ritiro. 17 gol nell'Under 16 al primo anno di giovanili nella Lazio, poi una lunga trafila tra Under 17, 18 e Primavera, con altre 40 presenze e 9 marcature. Un profilo veramente molto interessante, tanto che a 16 anni la Lazio aveva offerto il primo contratto professionistico al giocatore, salvo poi mandarlo in prestito prima alla Salernitana, che allora, ricordiamolo, era ancora sotto il controllo di Claudio Lotito, e poi anche all'Ascoli nell'ultima stagione, dove essenzialmente si è aggregato alla Primavera. Il Messina lo sta valutando insieme ad altri giovani, proprio perché la linea è quella di puntare su giovani talenti per innestarsi a un gruppo già d'esperienza per la categoria. Andiamo a leggere infatti quelli che sono i convocati di questo ritiro, perché tra l'altro ci sono nomi interessanti, lo potete vedere anche sul nostro sito sportisili.it. Si va da Lewandowski, Fusco, Cariglio, Celic, Fazzi, Morelli, Angileri. Nuovo acquisto del Messina, un ritorno per il ragazzo scuola Palermo, Primavera del Palermo, poi ha girovagato tanto fino a arrivare alla Sampdoria, e l'anno scorso era andato proprio in prestito al Messina. Poi Rondinella, Gonsalves, Matese, Conate, Fofana, Simonetti, Baldè, Catania e Di Stefano. Dal settore giovanile del Messina arrivano Nicosia e D'Amore, e proprio aggregati in prova, diciamo così, arrivano il portiere Quartone, il centrocampista Saverino e appunto Michele Riosa. Questi profili naturalmente, come dicevamo, andranno a inserirsi in quella che è una categoria che punta molto sui giovani, insomma una squadra che punta molto sui giovani per questa categoria, e però rischia di perdere alcuni pezzi anche pregiati, importanti della scorsa stagione. Uno di questi potrebbe essere Giuseppe Rizzo, che è cercato appunto dal Catania. Ci permette di aprire quella che è la parentesi sul calcio etneo. Infatti nelle ultime ore Rizzo potrebbe essere uno dei nomi valutati dal Catania per quanto riguarda il settore della mediana. Sappiamo come la squadra sia praticamente totalmente da rifondare, vista la rinascita necessaria dopo il fallimento del Catania. E come dicevamo appunto, Giuseppe Rizzo è uno di questi nomi che si fanno, ma soprattutto uno dei nomi più importanti che potrebbero essere collegati al centrocampo del Catania, al ritorno a Catania, è quello dell'ex capitano rossoazzurro Giacomo Rosaia. Giacomo Rosaia ha parlato alle colonne del catanista, di fatto confermando quello che è un suo interesse a tornare a Catania in rosso-azzurro, insieme magari ad altri profili di grossa esperienza. E quelle che vedete per esempio qui in grafica è quello di Francesco Lodi, Ciccio Lodi, che è un grande profilo di esperienza e una delle bandiere storiche del calcio catanese. Rosaia, come Lodi, come altri nomi sono stati accostati negli ultimi giorni proprio ai rosso-azzurri, con la possibilità di rifondare un nucleo storico, un gruppo di giocatori
che vorrebbero riportare in Serie C tra professionisti il Catania. Lodi è uno di questi. Lodi è tra l'altro bandiera di ogni stagione praticamente del Catania, perché ha giocato in tutte le categorie in cui il Catania ha militato negli ultimi anni, dalla Serie A fino ad arrivare alla Serie C, e potrebbe seguire i rossazzurri anche in Serie D. Altri nomi che vengono fatti come possibili cavalli di ritorno sono quelli di Manuel Sarao e Vincenzo Sarno, per un Catania che sicuramente ha ambizioni di ritornare al più presto nel calcio che conta e nei professionisti. Pista più o meno battibile è quella di Maniero, ma sappiamo come il calciatore abbia un contratto importante con l'Avellino e soprattutto ha il grande desiderio di rimanere in Campania. Quindi, pur essendoci un interessamento della società etnea, in questo caso Maniero è un obiettivo un po' più complicato, ma appunto, come vedete in grafica, i nomi sono quelli che abbiamo citato precedentemente. Ultimo nome per quanto riguarda i portieri è invece quello di Fabrizio Alastra, anche in questo caso proveniente, diciamo, nato nel settore giovanile del Palermo. Ho fatto poi una lunga carriera che l'ho portato a Parma, per esempio, e che potrebbe ripartire da una piazza importante come quella del Catania. Tra l'altro lui è siciliano, di origini, se non sbaglio, di Trapani, e che, come dicevamo, potrebbe essere uno degli uomini di punta per il nuovo Catania. Per quanto riguarda invece quella che è certamente diciamo, la figura chiave in questo momento, e che rallenta di fatto il mercato del Catania, è quello della scelta dell'allenatore, che in questo momento non è stato ancora stabilito. Sicuramente domani sarà una giornata chiave per i rossazzurri, perché domani verranno stabilite per il Catania quelle che saranno le figure apicali sia della dirigenza sia per quanto riguarda il ramo sportivo, e a quel punto veramente ci dovremmo aspettare la conferma di un nome per la panchina del Catania. Come sempre i nomi sono quelli di Giacomo Modica, Fabio De Sanso e Ezio Raciti. Quest'ultimo tra l'altro ha un rapporto importante con la Neri, che dovrebbe far parte dell'organigramma societario del Catania, e quindi si attende ormai veramente l'ufficialità di questo organigramma societario per poter poi ottenere il nome dell'allenatore che farà ripartire dal campo il Catania, e poi naturalmente il mercato in entrata con i nomi che abbiamo discusso. Prima di chiudere, passiamo a ancora qualche messaggio proveniente dalla nostra diretta Facebook. Ci chiedono di Nedelsearu. Abbiamo già chiarito di come l'obiettivo del Palermo è quello di trovare sicuramente dei profili che possano andare a rinforzare il reparto difensivo. Il nome del Seauro potrebbe tornare in auge, e sicuramente i contatti sono vivi, ma solamente quando ci sarà un'uscita per quanto riguarda la rosa over 18, over 23 da 18 giocatori. Quindi è un nome che potrebbe tornare in auge sicuramente nel momento in cui ci saranno delle uscite. Massimo Lo Cicero ci chiede se si sa chi ritorna con Boscaglia e chi con Filippi. Abbiamo accennato al fatto di Somma. Si era aperta una possibilità di un ritorno in Serie C di Silico alla Viterbese con Filippi. In realtà, come dicevamo prima, questi giocatori, Silico, Fella, Felici e Crivello, verosimilmente sono sotto la lente di ingrandimento e sotto l'attenzione di Silvio Baldini, che valuterà il valore di questi giocatori anche per il campionato di Serie B. Quindi in questo momento più complicato soprattutto l'uscita dei due giovani, Felici e Silico. Bene,
ci apprestiamo a chiudere questa quinta puntata di Pillole di Sessa. Io vi ricordiamo che domani, mi suggeriscono tra l'altro dalla regia, e ringrazio Francesco Cammuca per questo, che domani Sportivi seguirà in diretta la conferenza stampa del Catania, di cui parlavamo prima, in cui di fatto verrà svelato quello che è il futuro della dirigenza catanese e di conseguenza il futuro proprio del Catania. Io vi ricordo di seguire il nostro sito www.sportisili.it, dove troverete aggiornamenti sulle squadre di cui parliamo in Pillole di Sessa, ma di tutte le squadre siciliane. E poi di seguire i nostri social, mettere un mi piace alla nostra pagina Facebook e seguire gli altri nostri canali da YouTube a Instagram fino a Twitter. Io vi saluto, vi ricordo il prossimo appuntamento venerdì, sempre alle 18 qui nei canali social di Sportisili, e ci vediamo alla prossima puntata. Ciao!